80 anni di ricerca sulle parole, la lingua, i modi di dire e le storie dell'epoca contadina del bacino del Piave e del Livenza, il tutto racchiuso in 2600 pagine divise in 3 volumi. Si tratta del vocabolario etimologico etnografico del dialetto di Jesolo e del bacino del Piave, realizzato dallo jesolano Egidio Bergamo e presentato ieri pomeriggio al Teatro Vivaldi di Jesolo. Io ho cominciato 80 anni fa a studiare, a interessarmi, a correre, a sentire e ho impiegato quasi 40 anni per la stesura, dalla lingua al dialetto, dal dialetto alle parlate, da Sappada fino a Jesolo, 103 comuni, di questi qua ho riportato tutte le parlate. Questo è sì un vocabolario, ma che è un libro di storia, che guarda la storia del contadino che sta alla base della vita. Il colossale lavoro rappresenta un'analisi linguistico-dialettologica che ha per filo conduttore il racconto della civiltà contadina tra 800 e 900 nella regione fluviale compresa tra il Peralba, in Alto Comelico dove nasce il Piave, al litorale isolano dove sfocia. Questa opera che non è soltanto l'opera monumentale di un nostro grande concittadino che è Egidio Bergamo, ma è anche il racconto di quello che è il nostro passato e della vera essenza della nostra civiltà contadina che ci ha permesso di diventare quello che oggi noi siamo. E tutti questi anni effettivamente, guardando il risultato, sono stati ben spesi. Anche il fatto di avere sulla mia scrivania queste 3 opere serve anche per ricordare da dove veniamo, ricordare anche quello che è il nostro linguaggio. Il linguaggio è l'essenza di un popolo.